ci racconta i primi momenti dell'emergenza, in particolare come avete capovolto, si può dire, un ospedale abituato da tanto tempo ad avere un altro tipo di ritmo di attività? Guardi, è stata dalla mattina alla sera ci hanno detto domani mattina cominciamo a ricoverare pazienti Covid positivi. In 24 ore è stata allestita una sala di animazione, poi con 14 letti, e un reparto che era di lungodegenza e di riabilitazione è stato svuotato totalmente in 24 ore, portata un sacco di nuova tecnologia, aspiratori, monitor, eccetera, e abbiamo cominciato ad accogliere i pazienti. Consideri che nella prima giornata si sono riempiti 14 letti, seconda giornata altri 12 e in una settimana avevamo praticamente 60 ricoveri. E è stata veramente all'inizio una brutta esperienza, perché penso che lo sappiano tutti che non esiste una cura per questo virus. Quindi abbiamo mutuato delle terapie da altre malattie sulla guida dello Spallanzani, del Sacco di Milano, dell'esperienza dei cinesi, ma non c'era una cura vera per questo virus, per cui abbiamo fatto anche noi ciò che facevano gli altri, ma all'inizio, forse i pazienti erano i più brutti, i più anziani quando sono arrivati, abbiamo avuto una moria molto elevata, sembravano dei birilli che cadevano, quindi è veramente un'esperienza che non vorremmo ripetere. La sua vita, quella di chi lavorava con lei, in quel periodo com'è cambiata? Nel senso, quante ore avevate per voi stessi, se ne avevate? Io forse sono quello che ero qua più dentro perché dovevo coordinare. Ero qua dalla mattina alle 7:30 fino alla sera alle 8. Arrivavo a casa e ero quasi in isolamento anche a casa, perché ovviamente dovevo stare attento a non portare l'infezione a casa. Le altre persone facevano più o meno dei turni, ma hanno anche loro lavorato dalla mattina alla sera, e a casa tutti hanno mantenuto un certo isolamento per il rischio di contagiare i familiari. So che sicuramente avrà pensato tutt'altro in quel periodo, ma avrebbe pensato a un'estate con l'ospedale che dà sul mare, tutto sommato con i vacanzieri allo stesso modo, che sarebbero venuti comunque in vacanza, che sarebbe passato tutto quanto in poco tempo, relativamente poco? Allora, noi ci speravamo, anche perché all'inizio abbiamo visto che le cose dopo i prime settimane cominciavano a andare meglio, cominciava la gente a rispondere alle terapie, cominciavamo a capire tante cose e soprattutto le infezioni si riducevano. Avevamo sperato che questo potesse succedere. Quello che invece fa paura adesso è com'è adesso la storia, cioè che non c'è più, la gente sembra dimenticarsi di questa infezione che purtroppo c'è ancora. Come dicevo, siamo veramente a decine di metri dalla spiaggia e si vedono cose che non dovrebbero vedersi, dice il medico. Si vedono cose che non si dovrebbero vedere non solo sulla spiaggia ma anche nell'entroterra. Se uno va nei bar qui nella Movida Iesolana serale è un disastro, perché c'è una promiscuità assurda, perché il virus si trasmette con la mancanza di quelle norme che sono state dette, cioè che sono 3 norme: lavarsi le mani, mantenere la mascherina e il distanziamento sociale. E se uno non fa queste cose c'è il rischio di portare anche il virus a casa. Uno può non ammalarsi ma portare il virus a casa e far ammalare gente che è magari più debole dal punto di vista immunitario. È una tregua questa estiva? È una domanda molto difficile questa. Io ho paura che ci siano problemi quest'autunno, quando avverrà anche l'influenza. Quindi quello che raccomandano le società mediche è quello di vaccinarsi per l'influenza, perché esiste il rischio di una commistione fra i due virus e lo veramente può saltare il sistema sanitario. Jesolo, da questo punto di vista, ha vissuto in prima linea, come diceva, è pronta a riprendere questo tipo di cosa se servisse, ma si spera non serva. Noi siamo pronti, abbiamo 2 reparti vuoti che aspettano purtroppo di essere riempiti. Speriamo non debba succedere, ma siamo pronti. Don Eros Pellizzari, di storie ce ne potrebbe raccontare tantissime, perché ogni giorno sostanzialmente è passato per questo ospedale, per il Covid Hospital. Sì, ho avuto il dono su chiamata del nostro direttore generale, il dottor Marmezza, subito quando è stato istituito l'ospedale Covid, di essere presente per supportare proprio questa situazione emergenziale che era emersa in questo ospedale, che raccoglieva un po' tutti i malati Covid e soprattutto anche coloro che sono deceduti a causa di questa situazione difficile.
Ogni giorno quindi visite, ogni giorno il polso della situazione anche. Sì, ogni giorno io venivo qui dalle 2 del pomeriggio fino alle 8 di sera per visitare singolarmente ogni paziente, c'era una tantina di ricoverati, poterli incontrare e vedere anche le varie situazioni, dagli anziani alle persone più giovani e soprattutto poi anche subintensiva dove c'erano le persone più in grave situazione. Ma accanto alla realtà dei malati c'è stata anche la realtà del personale che è stato chiamato ad affrontare una situazione che all'inizio veramente era un'incognita e c'era anche parecchio timore e paura, e allora io, in quanto anche dipendente dell'ospedale ma anche in quanto sacerdote, cercavo di essere presente con discrezione ma anche con efficacia per la situazione proprio personale, perché erano persone che erano, oltre che professionisti, anche padri di famiglia, mamme che avevano bisogno un po' di essere aiutate. Per sintesi si dice sono stati momenti, in realtà sono state giornate, settimane, mesi. Sì, sono per me almeno stati 2 mesi e mezzo, giorno dopo giorno, per stare vicino a coloro che in quel momento vivevano una forma di estrema solitudine. Io dicevo, o siete dei carcerati o siete delle persone che stanno facendo un'esperienza spirituale in un eremo. Ecco, scegliete voi quale più opportuno, e la seconda della interiorità, anche perché è immersa la dimensione interiore di ogni persona e quindi anche il dover rivedere la propria vita. Io ricordo alcuni imprenditori che sono stati costretti anche a rivedere un po' il loro modo di lavorare, il loro modo di rapportarsi alla vita. Lei ha dato tanto, ma quanto ha ricevuto da questi 2 mesi e mezzo? Ecco, io sorrido perché in un momento in cui si diceva che c'era bisogno solo dei medici, degli infermieri, c'è stato bisogno anche dei preti, ma in che modo? Sia come persone, figure religiose, ma anche come persone che stanno vicine alla profondità, all'interiorità. E io cosa ho ricevuto? Ho ricevuto la bellezza di esserci in questa situazione, e questo mi è veramente, a me come prete è servito tantissimo. Ecco, una voce invece da dare adesso è da dare, penso, non tanto nei reparti come è stato per lei negli altri mesi, quanto fuori. Ci sono dei comportamenti che dal punto di vista di attenzione non sono tanto seguiti. Allora, chi è che ha capito un po' questa situazione, chi ha vissuto dentro? Occorrono parole. Coloro che sono stati all'esterno, sono stati a casa, confinati, hanno avuto altre situazioni che stanno anche pagando, e quindi c'è questo bisogno di libertà che è corretto. Allora ci vuole il buonsenso della mascherina, la distanza, il rispetto soprattutto delle persone più deboli. Io penso che sia questo da essere un po' attenti, e poi dopo vedremo se la scienza troverà la soluzione. Per gli esodi è un appuntamento consueto, però non capita molto spesso un ringraziamento di questo tipo, ma è un ringraziamento davvero sentito alla sanità. Oggi è una celebrazione di persone che non hanno avuto paura, di gente che è rimasta sempre al suo posto a lavorare, anche nei momenti più cupi, gente che ha pensato sistematicamente ai pazienti, alle loro famiglie, e se restava il tempo anche a loro stessi. In un momento anche in cui la sicurezza personale per quanto riguarda gli indirizzi era tutta quanta da inventare, perché ci siamo trovati tutti di fronte a un'infezione nuova. Il Veneto, questo ospedale come simbolo, si è comportato molto bene nei confronti di questa infezione, e anche dall'estero. Molti giornalisti mi hanno intervistato, delegato dal Presidente per capire la situazione italiana, e invariabilmente mi chiedevano perché muoiono così tanti medici in Italia, cosa possiamo fare noi. Calcoli che stiamo parlando di marzo, febbraio-marzo, i momenti più cupi di questa infezione. A tutti ho detto: imparate da quello che noi abbiamo fatto in questo mese e mezzo, a partire da Vo Euganeo. Qui oggi c'è il sindaco di Vo Euganeo, anche a testimonianza di quella che è stata l'intuizione dell'isolamento sociale, della necessità delle mascherine che ci abbiamo in eredità e con cui non dobbiamo convivere e rispettarle, perché in questo momento sono l'unico veramente sistema sicuro, insieme all'isolamento sociale, per difenderci da questa infezione che sta riprendendo fiato in questi ultimi giorni. Ecco, da questo punto di vista cosa dobbiamo aspettarci e cosa si consiglia? Ha già detto le mascherine e la distanza, però anche un po' più di attenzione ai comportamenti, credo. Assolutamente deve esserci la percezione, anche e soprattutto tra i giovani, di quello che è stato l'abbassamento dell'età media dei contagiati e della potenza di questo virus, che alla fine ha avuto la possibilità di diffondersi anche in soggetti sani.
cioè non stiamo parlando più di soggetti polipatologici, anziani di case di riposo, ma anche soggetti sani. Adesso c'è un tavolo aperto con il Ministero della Salute per quanto riguarda le scuole, il distanziamento sociale all'interno, perché la grande sfida adesso è l'apertura in presenza delle scuole il prossimo settembre. Asintomatico non vuol dire che non ha la possibilità di passare la malattia. Gli asintomatici positivi sono dei cosiddetti portatori sani e possono sviluppare l'infezione o anche possono non svilupparla, però possono contagiare altre persone e quindi comunque contribuire a diffondere l'infezione. Questo è un virus mutante, è un virus che resiste anche fuori dalle cellule dove normalmente vivono i virus, che sono gli esseri intracellulari, non extracellulari. E quindi abbiamo imparato molto in questo periodo su quello che è la prevenzione e molto è stato fatto anche per quanto riguarda la terapia. Ma il messaggio che deve percepire la popolazione in generale è il rispetto delle regole, il rispetto che dobbiamo avere tutti, perché sennò metteremo a rischio tutti quanti gli sforzi e anche il sacrificio economico che è costato il lockdown in Veneto e in tutta Italia. A Murino De Zotti una emozione doppia, qui siamo non soltanto per il lungomare delle stelle, ma perché? Cosa ha vissuto in particolare? Cioè, umanamente è una cosa strepitosa aver dedicato un lungomare a tutti i sanitari d'Italia. Eroi, hanno messo a repentaglio la loro salute, sono stati lontani dai loro familiari per non contagiarli. Io ho vissuto in prima persona perché ho ospitato tanti sanitari nel mio albergo e io voglio dire che sono orgoglioso di aver inventato il lungomare, di aver dedicato a tanti personaggi della canzone e altro, ma quest'anno sono veramente felice e emozionato e orgoglioso di dedicare un lungomare a tutti gli eroi sanitari d'Italia. Complimenti. Le emozioni sono forti, lei ha portato in passato appunto artisti favolosi che emozionano in un certo modo, ma qui c'è proprio una città non solo che è vicina. Io credo che il lungomare delle stelle ha passato tante amministrazioni comunali, hanno condiviso sempre le scelte fatte dall'allora presidente che ero io, però quest'anno quando io ho suggerito al sindaco intitoliamo il lungomare delle stelle ai sanitari, lui era un po' scettico perché ha detto forse è un'offesa. No, non è un'offesa, anzi io credo che questa sia stata la scelta più importante del 2020 di una città come Jesolo turistica. Sindaco Zoggia, una premiazione particolare ma più sentita quest'anno, si può dire? Sì, diciamo per la prima volta abbiamo dedicato il nostro lungomare non a un personaggio dello spettacolo, dello sport e anche del mondo scientifico con il compianto Berto Veronesi, ma a una categoria, a un insieme di persone che sono gli operatori sanitari, tutti medici, infermieri, farmacisti, medici di base, volontari, tutti, e quindi tutti siamo d'accordo, sia la parte politica ma anche imprenditoriale della città, i cittadini ma anche i nostri ospiti che vengono in vacanza, tutti quanti hanno condiviso questa nostra scelta e direi che era giusto così. Tra l'altro l'evento viene fatto in quello che era il nostro ospedale Covid dell'ASL 4, quindi dove purtroppo anche qualcuno ha perso la vita, però tanti ne hanno salvati, quindi era giusto riconoscere e dire soprattutto grazie a queste persone che si sono impegnate per noi. Lo accennava lei poco fa, Jesolo in prima linea assoluta con l'ospedale, il Covid Hospital, con anche la colonia Croce Rossa a pochissima distanza. Qui davvero dal primo giorno si è cominciato a lottare. Sì, diciamo che noi dobbiamo sempre essere pronti perché ovviamente essendo una città ospitante con milioni di presenze, tra l'altro oggi come Croce Rossa abbiamo ricevuto una bella notizia perché finalmente tutti gli ospiti che sono presenti sono negativi e quindi finalmente possono tornare anche quelli che lavoravano, tornare a lavorare e quindi non abbiamo più questa paura che c'era all'inizio, un mese e mezzo fa, quando sono partiti con tutte queste positività che ci hanno molto preoccupato, ma anche fatto un danno di immagine sicuramente importante alla città. Che futuro c'è per la colonia della Croce Rossa? Ma la Croce Rossa noi insistiamo che non è un posto adatto per ricevere immigrati, ma che si trasformi in qualcos'altro, ma la Croce Rossa è proprietaria, quindi sono loro che devono decidere. Io non dico che devono essere per forza appartamenti o alberghi come qualcuno dice, però potrebbe essere una scuola di formazione della Croce Rossa a livello internazionale. L'ultima cosa che le chiedo è un
una valutazione. In Friuli 28 sindaci hanno chiesto alla Regione di essere più attenti alle questioni migranti nel caso appunto dell'arrivo. Qui in Veneto non c'è questa protesta, ma com'è la situazione, il rapporto? Diciamo? Ma diciamo non è che abbiamo grossi numeri nuovi, abbiamo quelli vecchi che dicevamo prima della Croce Rossa, di nuovi però non si sente nulla, quindi però diciamo la preoccupazione che c'è a livello nazionale c'è e quindi spero che il governo urgentemente intervenga su questo fattore. Sindaco, qualche giorno fa a casa vostra, diciamo, quest'oggi appunto Jesolo, un altro passo avanti ancora si è fatto. Sì, diciamo che è un percorso lungo e anche ad ostacoli, però il fatto di essere qui oggi per intitolare un tratto del lungomare alle persone che si sono distinte per la lotta all'emergenza del Covid-19 direi che è un segno di riconoscimento importante per quanto è stato fatto. Diciamo che la sanità veneta, ma non solo questa, si è distinta per le scelte fatte, per la capacità di reagire immediatamente, per dare una risposta immediata alla popolazione. Quindi a mio avviso questa iniziativa è meritoria e ben venga il fatto di intitolare a tutti i volontari un tratto del lungomare di Jesolo proprio per quanto fatto. Il suo comune è stato capofila, diciamo, il primo posto dove veramente si è sperimentata la lotta sul campo, quindi sente ancora di più questa premiazione. Sì, la sento molto, in effetti a voi è stato fatto molto, ma ripeto, quello che è importante è che quello che è stato fatto a voi sia stato fatto poi per tutta la regione Veneto e poi si è estesa fino ad avere adesso un riconoscimento a livello mondiale, quindi la sanità veneta più che in ogni altra parte ha dato un risultato molto importante nella ricerca del virus, del Covid-19. È un giorno di festa, si può dire così, un momento di festa in particolare perché la battaglia sta continuando. La battaglia sta continuando, però insomma il peggio l'abbiamo passato, l'abbiamo superato facendo un grande gioco di squadra. Tutto il personale sanitario della sanità veneta ha dato veramente il massimo per molti mesi, con sacrifici anche personali, riuscendo però a dare alla nostra gente una risposta valida ad un problema che poteva essere molto più grave. Veramente qua a Jesolo è stata una grande esperienza non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista umano, perché in tutti i mesi in cui questo è stato Covid Hospital tantissima gente è stata vicina al personale sanitario in tutti i modi e oggi con questo riconoscimento di lungomare delle stelle di Jesolo sta proprio a significare quanto la gente c'è stata vicina, c'è vicina e ci sarà vicina, perché se il personale sanitario riesce a lavorare bene è perché la gente anche apprezza il lavoro che viene fatto. Non c'è stato un giorno uguale all'altro, si può dire, nei primi mesi in particolare? No, è da metà febbraio che ogni giorno è diverso, è intensissimo e ogni giorno scopriamo cose nuove e affrontiamo questo problema in maniera diversa. Però insomma la consapevolezza di essere una grande squadra, la sanità veneta, una squadra molto unita con un grande capo che c'è stato tutti i giorni a fianco, il presidente Zaia, ci ha fatto anche vedere insomma che si possono superare in maniera brillante queste brutte occasioni. Abbiamo chiesto anche ai suoi medici, questo ospedale è particolare perché è a pochi metri dalla spiaggia e c'è la felicità di vedere la gente che va in spiaggia, ma i comportamenti non sono sempre per la quale. No, noi continuiamo a dirlo che bisogna stare attenti, bisogna tenere dei comportamenti, la distanza, la mascherina, però sappiamo anche che questa è anche la località in cui si viene a passare la vacanza, quindi il momento di svago, quindi capiamo anche, l'importante è non esagerare, soprattutto i giovani, e dire di stare un po' più attenti. Dico che dobbiamo ringraziare tutti i medici, gli infermieri, ma non solo, tutti coloro che lavorano nell'ambito ospedaliero per questi mesi difficili e quindi questo è un tributo a loro, ovviamente alla sanità veneta che, se mi permettete, è un'eccellenza all'interno dell'eccellenza italiana, quindi oggi abbiamo voluto ovviamente omaggiare tutti i medici, gli infermieri e la sanità d'Italia, però insomma credo che un qualcosa in più lo dobbiamo alla sanità veneta anche per le condizioni a livello di organico e di, se vogliamo, anche di risorse a livello statale che a volte insomma per il Veneto sono insufficienti rispetto a quello che meriterebbe questa regione. Lei qua a Jesolo, assessore al turismo, in un anno difficilissimo per questo litorale non solo.
Ma sì, pensiamo soltanto che 3-4 mesi fa probabilmente la stagione turistica qualcuno pensava di non aprirla nemmeno, quindi un ringraziamento va sia al mondo sanitario ma anche al mondo imprenditoriale, a quanti hanno voluto aprire anche in un momento di difficoltà, e devo dire che è stata una scommessa vinta, perché agosto ci ha portato a un indice di occupazione di oltre l'85% sia nella costa veneta ma anche al mare, diciamo in montagna, nel lago di Garda, quindi insomma dico un grazie a tutti gli operatori che hanno voluto scommettere. E quelli che dicono invece che aver aperto al turismo ha significato rimettere in moto il virus? Ma guardi, in realtà questo è un virus di ritorno da alcune zone, in particolare le aree balcaniche, e quindi non sono i turisti soliti che vengono nelle nostre spiagge, anzi ne approfitto per fare un appello e dico ai veneti che magari farebbero bene a fare le vacanze in Veneto o in Italia piuttosto che andare in Croazia, quella Croazia che forse qualche mese fa cercava questi corridori privilegiati nei confronti della Germania e l'Austria. Beh, con qualche mese di ritardo mi tolgo qualche sassolino dalle scarpe e dico agli italiani e ai veneti di rimanere in Italia, di rimanere in Veneto, che abbiamo la regione e il paese più bello del mondo. Ci sono stagioni poco riuscite in passato che possono essere paragonate a questa stagione con tutte le sue difficoltà? No, nessuna stagione a livello storico si può paragonare a questa. Il Covid ha veramente ammazzato quello che è il turismo e oggi stiamo lavorando per riportarlo ai fasti di una volta, ma sono convinto che ci riusciremo col lavoro di tutti. Si fa presto a dire chiudono le discoteche, però in realtà dove vanno i ragazzi se le discoteche chiudono? Come al solito l'importante era chiudere le discoteche perché sembrava il male di tutti i mali che fossimo noi gli untori. Adesso questi ragazzi sono sparsi, ad esempio c'è un esempio qua a Jesolo, sono sparsi lungo la costa in maniera disordinata e abbiamo già avuto dei segnali, tipo la scorsa notte hanno bruciato degli sdrai, dei lettini, succedono delle cose purtroppo perché non sono gestiti all'interno dei nostri locali. I nostri locali, ricordiamo che sono gestiti da personale qualificato, hanno tutte le certificazioni della prevenzione incendi, quindi stiamo parlando di locali al sicuro, e degli steward che gestivano l'ingresso, gestivano l'uscita, gestivano un po', chiaramente con dei momenti di difficoltà, però penso che comunque la soluzione sia migliore rispetto a quella che sta succedendo adesso, che è praticamente a libero arbitrio e il fiorire poi assoluto, perché noi stanno arrivando un sacco di segnalazioni di incontri abusivi. Quindi in qualche villa, in qualche piazza, non soltanto nel lungomare, dove vanno i ragazzi? Assolutamente, sono il fiorire di rave party, vanno in spiaggia, vanno nelle case, alcuni ristoranti e alcuni spazi si sostituiscono alle discoteche, però ripeto, stiamo parlando di abusivismo. E senza controllo? Assolutamente senza nessun controllo, e tutta l'elusione poi della parte fiscale, perché ripeto c'è un sommerso di tutto questo mondo, appunto, che è quello dell'abusivismo, che non ha nessun costo, ha un costo maggiore, ha un costo minore rispetto a noi che abbiamo un costo insomma molto più alto. Novità delle ultime ore non ci sono sostanzialmente? No, sostanzialmente no, il tavolo delle trattative continua con Patuanelli, giusto per capire poi quali saranno gli impegni che vorrà prendere il governo in fase appunto di trattativa, affinché poi il 7, quando si esprimerà il TAR, entrerà nel merito del nostro esposto, poi capiremo eventualmente quali sono le misure e i ristori che il governo sta pensando per la nostra categoria. In attesa dei ristori, valutiamo un attimino, era il caso di aprire o, come ha fatto da altre parti, tenere chiuso direttamente? E noi abbiamo sempre detto queste norme sono incompatibili con il nostro lavoro, nel senso che viviamo di aggregazione, e quando dobbiamo dire ai clienti di stare distanti, quindi noi l'abbiamo detto fin da subito. È chiaro che c'era da fare un passetto alla volta, ci voleva anche la responsabilità dei parti dei nostri avventori, che è venuta un po' meno sinceramente, perché ripeto, la mascherina, noi non siamo funzionari di pubblica sicurezza, e a quel punto, nel momento in cui uno dei nostri clienti, uno dei nostri ospiti non mette la mascherina, noi non abbiamo nessun'arma, nessuno strumento per potergliela mettere, per cui una parte doveva farla anche il nostro cliente, dovevano fare i nostri avventori, e non l'ha fatta. Comunque diciamo siamo arrivati ad oggi e speriamo insomma che dopo il 7 settembre il nostro orizzonte sia un po' più sereno. Anche le serate, quelle al chiuso soprattutto, sono un po' a geometria variabile, diciamo in alcune ore va tutto bene, verso la fine magari si va un attimino più tranquilli.
Sì, chiaramente diventa difficile, poi vediamo scene che si ripetono nel lungomare, in spiaggia, nei supermercati, per cui l'assembramento è molto difficile, ripeto. Nel nostro caso poi in certe serate abbiamo visto delle foto, abbiamo visto delle immagini che si è perso un po', diciamo, il senso della misura, diciamo. Cosa insegna tutto questo? Nel senso, cosa anche vi consiglia più che insegna per il futuro? Penso che sia una responsabilità condivisa e la sicurezza deve essere una cosa condivisa, per cui tutti dobbiamo fare la nostra parte, e cioè, a parte i controlli, a parte, diciamo, anche l'utenza, ripeto, la mascherina, il distanziamento, c'è una responsabilità civile che va onorata. E per quanto riguarda i locali, da questo punto di vista, i locali tenderanno in qualche modo alla ristorazione che in qualche modo può aver garantito la stagione ad alcuni? Sì, quello sicuramente è la formula. Poi noi col Comune avevamo messo in moto già il protocollo, per cui i locali che volevano sollevarsi dal ballo e usarlo, diciamo, come ristorazione, somministrazione cibo e bevande già avevano attuato questa configurazione. Sicuramente molti colleghi, so già appunto di colleghi sul litorale all'interno, adotteranno nuovamente la situazione di somministrazione di cibo e bevande. Stessa domanda ma in chiave veneta, c'è un accordo tra tutta la costa per quanto riguarda i locali? Sì, la costa c'è da parte un po' di tutte le amministrazioni e anche dal governatore, che si è sempre reso disponibile e sensibile alle nostre problematiche. Ultima cosa, attendete appunto da Patuanelli e da governo, tempi però in questo caso non ce ne sono. No, al momento no, diciamo, le trattative continuano con Patuanelli perché, ripeto, la nostra categoria è chiusa dal 23 febbraio, per cui quelle che sono aperte adesso rappresentano il 20% del mondo delle discoteche. A settembre dovrebbe aprire l'80%, che non dico che sia la parte più importante, ma sicuramente è la parte più cospicua del movimento della notte, del movimento dell'intrattenimento. Per cui noi siamo molto preoccupati perché, ripeto, sono i colleghi, diciamo, dell'entroterra e rappresentano l'80% del fatturato che devono aprire, e a oggi non hanno una certezza di una data, di una riapertura. Per le scuole se ne parla, per le discoteche no da questo punto di vista, eppure c'è una riapertura, come si diceva. Sì, questo sicuramente sì. Abbiamo visto che comunque c'è anche molto imbarazzo nel mondo della scuola, perché anche lì le linee non sono ben tracciate, c'è molta confusione, e chiaramente poi il mondo della discoteca messo a confronto fa un po' sorridere, perché chiaramente, insomma, considerando appunto la scuola e il ballo, diciamo, si entra un po' nell'effimero, però la socializzazione, ricordiamo che è molto importante, perché vediamo ad esempio cosa sta succedendo in alcune piazze, ragazzi non gestiti, ragazzi lasciati un po' a loro stessi, poi danno delle forme che non sono proprio di civiltà assoluta. I banchi delle scuole nelle discoteche cosa potrebbero essere? Potrebbe essere sicuramente dei divanetti e delle console, o comunque degli appoggi di strumenti per magari, non so, mettere sulla gente e ballare in movimento.